Commemorato nella giornata di ieri presso la casa circondariale di Agrigento il sovrintendente Pasquale Di Lorenzo della Polizia Penitenziaria, ucciso dalla mafia il 13 ottobre del 1992. In servizio alla casa circondariale di Agrigento, il sovrintendente Pasquale Di Lorenzo comandava il reparto reggente e veniva considerato una persona dotata di forte carattere, non incline a compromessi e consapevole del ruolo delicato che svolgeva presso l'istituto penitenziario con una forte presenza di detenuti per reati di mafia. L'agguato avvenne la sera del 13 ottobre 92. Pasquale Di Lorenzo si trovava in contrada Durrueli a Porto Empedocle in una proprietà dove si dedicava all'addestramento dei cani. Verso le ore 23 Di Lorenzo uscì dall'abitato, chiuse il cancello, si avviò verso la macchina. A questo punto partirono 2 colpi di fucile a canne lunghe esplosi da un killer appostato nei pressi del canile. Pasquale Di Lorenzo cadde a terra, un secondo killer lo finì con altri 4 colpi di pistola. Il giorno dopo avvenne la scoperta del corpo senza vita del sovrintendente disteso sulla schiena accanto all'auto. L'omicidio di Di Lorenzo maturò nell'ambito di una strategia terroristica portata avanti dalla mafia nei confronti della polizia penitenziaria a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 41 bis. Di Lorenzo fu scelto come obiettivo simbolo della vendetta mafiosa che prevedeva l'uccisione di un poliziotto penitenziario per ogni carcere della Sicilia. Fortunatamente questo progetto criminale fu abbandonato dalla mafia perché il piano avrebbe avuto come conseguenza una reazione troppo forte da parte delle forze dell'ordine. Il movente venne svelato da un collaboratore di giustizia autoaccusatosi dell'omicidio al processo del 1999 presso la Corte d'Assise di Agrigento, che rivelò i nomi dei mandanti e il nome degli esecutori materiali dell'omicidio Bodenza. Pasquale Di Lorenzo fu data la medaglia d'oro al valor civile il 16 giugno del 2003 ed è stato insignito medaglia d'oro al merito civile alla memoria.